Buonasera a tutti, noi siamo puntualissimi perché poi ho Fabio che mi tiene assolutamente ma in stecchetta, quindi abbiamo abbandonato tutto, io ho abbandonato tutto, un impegno con il mio presidente perché stasera una persona importante, molto importante, con un ruolo importante, lo cercheranno tutti questa sera perché in diretta con noi c'è l'amico, ma perché amico di lunga data, perché con lui abbiamo fatto militanza giovanile. Lui mi maltrattava, però insomma poi mi sono fatta ben volere. Eh, Luca De Carlo, grazie Luca di essere qui con noi intanto questa Grazie a te per sera. l'invito, Elena. Luca oggi ha un ruolo molto importante per noi Fratelli d'Italia in Veneto perché è coordinatore regionale da qualche mese e oggi ci parla io da casa mia a Pove del Grappa e lui, e tu dove sei io stasera Luca? Io questa sera ho appena finito aula, alle 19, sospesa aula fino alle, credo, 22 o 20, Ah, poi dalle 20 alle 23. Dipende da qui- quanto ci mettono a sanificare. d'accordo, quindi Perché fate adesso anche ci sono stasera. ritmi, sì, non possiamo stare più di 3 ore consecutive in aula, poi c'è Sì. una sanificazione dei locali e poi si torna in aula. Ah, grazie, perché questa cosa non, vedi, non lo sapevamo. È anche bello poi parlare con un deputato che, insomma, che poi ci racconta le cose, perché tanti alle volte hanno un giudizio anche di noi, ci mettiamo noi politici, un po' sommario, un po' superficiale. Luca è un padre di famiglia, è sindaco nel comune di Calalzo, vedete che qui sotto poi Fabio sta facendo scorrere oggi i molteplici ruoli che Luca De Carlo interpreta molto bene perché ha sempre mantenuto i piedi per terra. Lo dico e te lo dico perché è una bella cosa. È quello che mi dicono anche le persone che anche nel tuo bellunese, alle volte, anzi no, il giudizio di casa è sempre il più feroce, però dicono De Carlo è presente non solo fisicamente, è presente sui temi e non si è montato la testa, cosa che credo sia insomma un bel complimento, non trovi? Secondo me il peso aiuta anche a tenere i piedi per terra nel mio caso, quindi Va bene, viene più no. facile. A ver, allora tu e Borgia siete i nostri coi piedi per Ma terra, io e diciamo. Borgia siamo l'umiltà fatta a persona. Ecco. Va bene, senti, e di che cosa state discutendo in questo momento alla Camera? Ma sai, stiamo cercando di discutere di quelle nelle poche occasioni che ci sono consentite, perché voi sapete che un governo che legifera a colpi di DPCM Mm. lascia ben poco spazio. Oggi abbiamo cercato di mettere alcune toppe, come quello di chiedere di non ricorrere ai DPCM, questo insomma sembra che ormai sia una prassi che non verrà utilizzata proprio per il fatto che se il DPCM viene utilizzato in momenti di assoluta emergenza, oggi che i dati ci dicono che di emergenza insomma, sanitaria la stiamo affrontando con una certa bravura anche grazie al lavoro svolto da tante regioni, non ultima la nostra, anzi che è citata in La Parlamento, prima, io sì, sento bene. quanti sono i colleghi che mi dicono, beh, beati voi che in Veneto l'avete gestita in maniera... Io sono orgogliosissimo di come abbiamo affrontato l'emergenza in Veneto, questo va detto. Per esempio oggi io sono intervenuto in aula su una questione, quella relativa alle sanzioni da Covid, cioè quelle che non rispettavano questo divieto, secondo me, assurdo ed esagerato di restrizione e di coercizione all'interno delle proprie case, sanzioni che arrivavano fino a 3.000 euro. Io credo che sia già un problema della democrazia riuscire con un DPCM a tenere a casa e a fare in modo che tante persone riducano di fatto la loro libertà, perché questa è una riduzione fortissima della libertà, che poi vengano sanzionate fino a 3.000 euro nel momento in cui c'è gente che non ha ricevuto i 600 euro, non ha ricevuto la cassa integrazione, non ha ricevuto nessun bonus, invece la gabella arriva direttamente. Per di più, queste delle risorse che poi anche noi sindaci, con una difficoltà, Elena, che non ti dico, perché insomma, Ah. riuscire ad interpretare norme così vaghe, spesso anche sovrapposte a quelle regionali, era difficile anche per il nostro vigile. Noi abbiamo utilizzato a Calalzo, ma sento in tutto il Veronese e in tutto il Veneto, a onore del vero, grandissimo buonsenso. E veramente mai come stavolta le forze dell'ordine, che io ringrazio per il lavoro improbo che hanno portato avanti, perché hanno dovuto anche interpretare norme talmente fumose che li esponevano ogni volta anche al popolo che non le comprendeva, ma non le comprendevo neanch'io, Elena, quando mi dicevano che i miei cittadini non potevano, ad esempio, passeggiare nel bosco, mentre Sì. potevano magari fare la coda in un supermercato. Sono cose che la gente non capisce, pur capendo la gravità del momento, tant'è
che nel momento in cui ci sono stati dei casi anche nel mio paese, tutti con molto buon senso hanno cominciato ad essere molto più ligi alle norme. Però quelle norme dicevano addirittura che le sanzioni elevate dai vigili urbani dei paesi, quindi dalle polizie locali, non rimanevano direttamente sul territorio, che già io sono contro queste gabelle. Se poi queste gabelle sono addirittura riscosse per conto dello Stato e non resta nulla ai comuni, se non le spese addirittura di accertamento, riscossione e quant'altro, beh, è evidente che è una maniera per far cassa. Per di più, ne abbiamo avuto la prova nel momento in cui la Commissione Bilancio dice che non è possibile trasferirli ai comuni pena la mancata copertura. Beh, allora mi devono spiegare se hanno posto a bilancio o all'interno di qualche provvedimento una previsione di quante multe debbano incassare, perché se c'è un ammanco di cassa vuol dire che tu hai fatto una previsione di incassi, e questo la trovo molto scorretta, nel senso che in un momento di questa difficoltà, infatti sono intervenuto dicendo: guardate ragazzi, se l'avete fatto per testimoniare, per far vedere qualcosa che veramente funziona, cioè le cartelle esattoriali, posso capire, non condivido, posso capire, perché sono sicuro che nel momento in cui io faccio una sanzione, il governo fa una sanzione, chiunque leva una sanzione, arriveranno prima le cartelle esattoriali, prima dei contributi, prima dei 600 euro e prima di tutti i sostegni che i cittadini meritano. Quindi dobbiamo anche stare attenti, noi che abbiamo un compito seppur limitato come quello del Parlamento, di non in questo momento di difficoltà porci quasi antagonisti rispetto al nostro popolo, perché già abbiamo vissuto anni dove la vulgata ci accomunava a chiunque, magari no, a quelli che non avevano gran voglia di lavorare o quelli che facevano politica non per una missione, come noi sai benissimo come abbiamo interpretato questa nostra vita, perché di fatto abbiamo noi veramente come una missione e una passione, ma come qualcuno che vive al di fuori della vita normale dei cittadini e che non riesce nemmeno a interpretare i loro bisogni e i loro fastidi. Quindi oggi potevamo dare un segnale diverso. Per dire la verità, noi come sempre in aula ci siamo distinti per grande attivismo e grande fervore, tant'è che questo provvedimento che doveva passare la settimana scorsa, oggi siamo ancora in discussione della conversione di questo provvedimento. Però noi continueremo, anche quando sembra tutto perduto, nel senso che quando l'ottusità della maggioranza nemmeno ci consente di far passare le cose di buon senso, noi continueremo ad essere lì e far vedere alla nostra gente, e indipendentemente che siano nostri elettori o meno, sì, o meno, noi ci stiamo assolutamente impegnando, e poi la gente giudicherà se Fratelli d'Italia è stata inerte rispetto a questo governo liberticida o seppure è stata l'unico raggio di sole in un'aula sorda e grigia. Guarda, hai proprio ragione Luca, e anche questo nostro lavoro che dobbiamo fare di comunicare come possiamo, dove dobbiamo con preparazione, perché poi io vedo che, perché seguo anche le informazioni che ci sono, che il partito sta dando, anzi io invito sempre di più a fare in modo che queste informazioni siano veicolate, perché poi, a parte che è motivo di orgoglio anche per noi, come tu mi hai detto, sono orgoglioso di quello che avete fatto anche come amministrazione regionale, quindi insomma metto dentro anche la mia umile presenza in giunta, ma anch'io sono orgogliosa del lavoro che deputati, che voi state facendo, perché vedo deputati dopo tanti anni, te lo dico sinceramente, perché insomma osservatrice della politica e appassionata, però deputati che con grande serietà si preparano, approfondiscono e sentono l'impegno di dover rispondere a un giudizio, cosa che da tanto tempo non avvertivo, no? Cioè, la categoria del deputato che ci hanno abituato ad avere nell'ultimo periodo era quello che non deve avere giudizio della sua gente, quindi non deve rispondere. Invece i Fratelli d'Italia, forse perché, e tu sai, buon testimone, è per lo più una classe dirigente che proviene dal territorio, che ha avuto esperienze, no? Consiglieri comunali, l'altro giorno avevamo Galeazzo che ha fatto la sua gavetta come consigliere di opposizione a Bologna, quindi insomma... Mio compagno di banco è stato per un periodo. No, ecco, vedi, è arrivato l'hanno messo vicino a me. Giusto, dovevi controllarlo allora perché era arrivato dall'altra parte come me, no? Vediamo subito. Però ecco la cosa di, vedi anche stasera ci sono molti amministratori che ci stanno seguendo, anche perché tu stesso hai dato loro riscontro in un incontro confronto e loro si sono sentiti valorizzati, ma si sono sentiti ben rappresentati, perché poi interpretare il sentimento della gente
non è solo rispondere alla pancia, come qualcuno con una certa facilità poi attribuisce come se fosse populismo. Dostoevsky diceva che il populista non è, a parte non essere un giudizio negativo, ma è colui che interpreta ed è in sintonia con la propria gente, che credo che sia proprio il modo con cui noi dobbiamo interpretare la nostra missione politica. E anche quando, e lo dobbiamo ripetere, Fratelli d'Italia, e fate bene a mettere tutto sempre anche a verbale, tutto che resti, perché ci sarà un giorno in cui la memoria storica dovrà andare a vedere questo periodo, perché sarà un periodo che studieremo nei libri di storia, sai, un po' come Tangentopoli, quando degli incapaci hanno ignorato i suggerimenti, le proposte anche di una forza politica responsabile come Fratelli d'Italia, che ha sempre teso la mano per il bene dell'Italia e non per il bene di un partito, e che sono stati ignorati, perché io vedo anche nell'ultimo decreto legge, questo che stiamo vedendo in tante bozze, ci sono cose che Meloni aveva detto un mese fa, 2 mesi fa, che voi avete interpretato in aula, che loro hanno ignorato, salvo poi, pensando che gli italiani dimentichino in fretta, farli ritornare come se fosse una loro idea o intuizione. No, è vero. Tornando al discorso proprio della presa con la realtà, Giorgia lo ha detto sempre anche in una trasmissione, poi l'ultima volta per noi è stato un motivo di grandissimo orgoglio, cioè su 32 eletti 27 avevano esperienze amministrative precedenti. Sì. Io credo che questo sia un... E lei lo diceva come un vanto, e io anche credo che sia per la deformazione professionale, insomma 15 anni, 11 anni da sindaco, 5 anni in minoranza, credo di aver fatto un po' di esperienze. Qui credo fortemente nella gavetta, ma gavetta che poi non è perché uno ha la medaglietta perché ha fatto il consigliere comunale, ma perché poi quando è in un contesto, un'assise grande, insomma 630 deputati come la Camera, e ci sono persone che oggettivamente, ma proprio per scelta di chi li ha scelti, usando una ripetizione, sono persone che vengono da quella che loro chiamano società civile, oppure sono i portavoce del popolo, ma non hanno mai amministrato, poveri, nemmeno la cuccia del cane. Loro, quando vengono i 5 Stelle da me, provano, me lo dicono sempre, beati voi che avete una preparazione, che noi siamo ammirati anche dai dibattiti che facciamo noi al PD tante volte, no? Perché anche al PD si possono dire tante cose, ma che siano preparati, insomma, anche loro sono... Anzi, sì, vengono dalle scuole di partito, da Frattocchio. Esatto, cosa che anche noi dovremmo ripristinare, perché secondo me la formazione politica per noi è fondamentale. È fondamentale. Soprattutto insegnare non solo a volare altissimo, anche la differenza tra una delibera e una determina, anche cos'è un emendamento, cioè cose pratiche che poi servono nei consigli comunali. Perché guardate, per anni abbiamo ascoltato chi ci diceva che nei consigli comunali c'era il costo della politica. La vulgata diceva che la politica era tutto uguale. Bene, il risultato è stato che in tante zone, in tante aree, nessuno si candida. O come da me a Calazzo, per 2 volte una lista sola, la mia. Cioè, abbiamo di fatto fatto perdere la fiducia in tutte quelle persone che magari oggi si dedicano benissimo al volontariato, però dicono no, la politica no, come se fosse un qualcosa da cui star lontani. In realtà la politica è la cosa più bella del mondo, se l'hai fatta con passione, se la fai cercando di risolvere i problemi della gente. E questo è lo spirito che io cerco di trasmettere anche agli amministratori quando con loro faccio le riunioni, oppure quando scrivo delle lettere. Li ringrazio per quello che fanno, ma soprattutto per mettersi a disposizione per diventare nei paesi punti di riferimento. E guarda che non è una cosa facile diventare un punto di riferimento, però la nostra classe dirigente lo è, e sempre di più, soprattutto in un momento come questo, quando abbiamo detto ragazzi, abbandoniamo gli schieramenti politici oggi, anche se il sindaco non è, noi non stiamo con il sindaco, ma il momento è difficile, segnaliamoli quando qualcosa non funziona, ma diamo una mano, cioè poniamoci vicini all'amministrazione, perché oggi i nostri cittadini questo vogliono. Dopo verrà un momento in cui ci confronteremo, e ci confronteremo lì sugli argomenti, mica sulle baggianate, però adesso non è questo momento. Sì, guarda, c'era proprio in questo, credo fosse proprio, aspetta che stavo cercandomi, Paolo VI, che diceva che la più alta forma di carità è la politica, proprio perché è la ricerca del bene comune, per chi poi ha anche principi e valori profondi,
insomma, è quello che ti guida, è quello che ti fa sentire un senso di responsabilità talmente grande che tu stai dicendo: non sto pensando solo alla mia famiglia, che già è la cosa più alta a cui dobbiamo pensare, sto pensando a una famiglia che è mia talmente tanto da chiamarla patria, che insomma sappiate che uno dei più belli interventi che io ho sentito alla Camera dei Deputati è proprio di Luca De Carlo. Andate a cercarvi su YouTube Luca De Carlo che parla della giornata, se non ricordo male, del sacrificio alpino, quando è stato istituito, ovvero il 26 di gennaio, in memoria e in ricordo della ritirata di Russia, della grande epica battaglia di Nikolajevka. Però quella giornata c'è stato un provvedimento di legge. Ebbene, Luca ha fatto un intervento tra i più belli in assoluto, mette lì una sorta di gerarchia etica del suo dire, del suo fare. E guardate, andate ad ascoltarlo, non vi devo dire io, perché apprezzerete molto e sono convinta che tornerete ancora più convinti che Fratelli d'Italia ha veramente delle belle persone. Senti Luca, c'è un'altra cosa che io volevo affrontare con te, perché tu sei coordinatore regionale adesso in una regione di governo importante, perché la nostra è una delle regioni più importanti sotto l'aspetto economico, sociale. Abbiamo tanti primati in Veneto e siccome qualcuno ci ascolta, più di qualcuno anche fuori dal Veneto, io vado orgogliosa senza mai spero di scivolare nella supponenza, no? Non vogliamo insegnare niente a nessuno, però abbiamo da valorizzare quello che noi siamo. E tu sei diventato coordinatore regionale anche in un momento felice, credo, per il partito, e grazie a te credo si sia trovata anche molta serenità. Te lo dico perché io mi trovo veramente a lavorare molto bene con te e con il gruppo. Abbiamo un partito che andrà alle elezioni e sta crescendo molto anche in Veneto. Tu come pensi che si dovranno affrontare anche le prossime elezioni regionali in termini di massima proprio? Ma guarda, io sono convinto intanto dei nostri mezzi, nel senso che abbiamo una rete ormai sul territorio talmente, diciamo così, rodata, e che non è solo quello che tira, tra virgolette, Giorgia Meloni in questo momento, quindi il partito nazionale e quant'altro. Questo è importante, perché non di solo, no? Dobbiamo avere anche perché, un sai Luca, ti interrompo solo per, non voglio essere maleducata, però hai ragione molto qui, perché se no è una forma di deresponsabilizzazione. Il leader tira, vinco, il leader non tira, perdo. No, devo essere di aiuto, se no cosa sono? No, quello è il valore aggiunto. Quello è il valore aggiunto, quello che tira Giorgia Meloni. Però noi dobbiamo, ma ormai l'abbiamo, sono una classe dirigente su tutto il territorio, composta anche da tante persone, tante anime che hanno fatto percorsi assolutamente differenti, ma che sono ritornati e sono confluiti di nuovo nel progetto di Giorgia Meloni. Quindi un arricchimento del partito nell'ultimo anno e mezzo che non ha uguali. Se noi guardiamo quello che è successo in Veneto nell'ultimo anno e mezzo, significa che il gruppo che ha lavorato all'inizio è il gruppo che ha mantenuto vivo, diciamo così, la destra in Veneto, come in Italia. Poi si sono aggiunti tanti amici per strada che fanno oggi un partito, fanno di Fratelli d'Italia un partito credibile, presente in tutti i comuni, che ha un'autorevolezza quando parla, che non è più un partitino da prefisso telefonico, ma che soprattutto può scegliere e fare delle liste competitive alle prossime regionali, scegliendo tra tante persone che si sono veramente distinte nel territorio per il loro lavoro, non solo per il nome, non solo per il fatto che siano bandierine di Fratelli d'Italia, sono persone che hanno ben chiari i valori, perché questo è un partito valoriale, non è un partito senza ideologia, è un partito che ha nei valori il suo fondamento, però li sa declinare sul territorio e soprattutto sa essere attuale. Io non sono un nostalgico, non lo sono mai stato, io semmai ho nostalgia dell'avvenire, però non mi sento legato a ideologie forti che mi condizionano. Io mi sento pragmatico e mi sento soprattutto che i miei valori mi servono ad attualizzare la mia azione politica, cioè il mio pensiero o diventa azione o è inutile. O non è, trasformiamo le nostre idee in fatti quotidiani, in emendamenti, in provvedimenti, in questioni che poi toccano il sentire dei cittadini, oppure noi siamo belli da vedere ma inutili allo sforzo bellico. Noi credo che in Veneto, sempre con una logica assoluta di centrodestra, perché si è dimostrata assolutamente vincente in tutte le competizioni elettorali, e questo è un dato di fatto oggettivo. Cioè noi abbiamo perso nelle ultime elezioni soltanto l'Emilia, dove era oggettivamente molto difficile vincere, ma dove comunque abbiamo fatto un ottimo risultato e dove tutte le forze del male, usando così un sì, anche Galeazzo dice così, sì. Per fare un grandissimo, io infatti ho l'influenza di Galeazzo, per fare un grandissimo risultato.
addirittura loro gioivano di questa grande vittoria come se tu stessi perdendo con la tua squadra al 90esimo 6-0, però segnassi il gol del 6-1 e credessi di aver vinto il campionato. Ecco, questo è successo alla sinistra. Quindi, format del centrodestra, centrodestra vincente, noi siamo sempre stati leali, siamo persone leali, però noi abbiamo la nostra storia, abbiamo la nostra visione, che è sicuramente compatibile con la visione del centrodestra, noi siamo convinti di poter arricchire la visione del centrodestra, sempre con la nostra proverbiale umiltà, ma con le grandi capacità che abbiamo dimostrato, che hai dimostrato tu, che hanno dimostrato gli altri consiglieri regionali, e che quindi ci danno una forza di andare all'elettorato, spero prima possibile, però spero anche nel momento in cui saremo in grado di garantire un'equa competizione a tutti i competitors, sia ai nostri che agli altri, perché noi differentemente da loro, dalle forze del male, noi pensiamo prima a mettere i nostri cittadini nelle condizioni di votare bene. Non siamo opportunisti nel guardare se questo momento è favorevole o se questo non è. Noi preferiamo che la gente possa scegliere con assoluta dovizia di particolari e quant'altro, perché siamo convinti che quando messi tutti alla pari di scegliere noi siamo vincenti. La presunzione che abbiamo, ma lasciacela. Vabbè, no, ma io la condivido, anche perché sul serio nell'ultimo periodo in particolare in campo c'è tante cose, anche la situazione è difficile, guarda, un conto è fare politica con della semplificazione massima, di scontro dialettico dove tu cavalchi o sbandieri. Un conto è affrontare i problemi reali, quelli profondi. Non a caso, anch'io torno sulla classe dirigente sul territorio, non a caso noi abbiamo, e guarda, io ho intervistato in questi Aperichat alcuni dei nostri sindaci, proprio nostri, Fratelli d'Italia, che anche nel territorio vicentino hanno vinto anche contro la Lega, no? Sul territorio, che si dice in Veneto non si vince con o senza, ma in quel caso non era contro un partito, era la persona che interpretava, incarnava di più e meglio il sentimento, le esigenze, la capacità di risolvere i problemi, che non è tipico di un partito o di un altro, soprattutto nei momenti delicati. Io credo che l'Italia in questo momento debba trovare insomma in noi quelli più capaci di provare a dare delle soluzioni, non solo fare una critica fine a se stessa. E credo che anche questo, almeno per quanto mi riguarda, è quello che in questi anni mi ha permesso di essere credibile, come hai detto tu, ma è quello che rende credibile Fratelli d'Italia anche all'opposizione, un'opposizione che, come abbiamo visto in quest'ultimo periodo, tu sei stato anche protagonista di un straordinario e interessante incontro voluto dal senatore Urso, dove tu appunto, che sei responsabile, ricordiamo a tutti, sei responsabile nazionale delle politiche agricole per Fratelli d'Italia e per il Made in Italy. Essere diventati credibili anche con interlocutori i più diversi, ma di livello altissimo, significa che come partito abbiamo intrapreso una strada oggi che, se non sbagliamo noi, ci porterà veramente a continuare a crescere in modo molto solido, molto autorevole, senza fughe in avanti, senza quei picchi di crescita che alle volte sono tipici quando la campagna politica è fatta di slogan, di qualche cosa che può funzionare un giorno ma può non funzionare un altro. Noi, lunga distanza, passo ben posato per terra. E a questo dicevamo, ti vorrei chiedere la tua opinione, perché il tema della difesa degli interessi nazionali è nostra come idea di nazione, perché la Lega arriva dopo, sono i nostri alleati, ma come dici tu, nei distinguo e nell'obiettivo comune noi vinciamo. Cioè distinguo tra di noi perché noi abbiamo una sensibilità diversa. L'idea di nazione è tipicamente nostra. E l'idea di interesse nazionale è sempre stata un'idea della destra e oggi la affrontiamo con tante riflessioni anche sul ruolo dell'Italia nel mondo dentro il Mediterraneo, il ruolo della manifattura e della sovranità nella produzione, e credo che la battaglia politica in Parlamento la stia facendo principalmente con autorevolezza solo Fratelli d'Italia. Non so tu come la vedi anche rispetto a chi ci sta governando sull'interesse nazionale. Ma guarda, innanzitutto io sono felicissimo che oggi quella che noi chiamiamo patria e nazione sia una visione che non abbiamo solo noi, ma che hanno tanti che fino a ieri magari pensavano che la nazione fosse ridotta a 4 regioni. E questa è una vittoria nostra, perché siamo riusciti a portare loro sulle nostre posizioni e non il contrario. Anche quando sembrava difficile, soprattutto in Veneto, dove sembrava che noi fossimo
che questa visione nostra fosse residuale. Invece forse ci siamo resi conto, ma una mano ce l'hanno dato anche questo governo, perché ci ha resi coesi, cioè quelli che amavano e volevano bene l'Italia si sono resi conto che questi invece non lo fanno. Noi pensavamo che fossero esagerazioni quando dicevamo che ci eravamo venduti alla Francia, venduti alla Germania, che questi facevano gli interessi delle banche, che facevano gli interessi dei grandi potentati europei. Noi in realtà anche sull'Europa, c'è anche Speranzon che ci sta guardando, penso che quando noi manifestavamo sull'Europa volevamo un'Europa totalmente diversa da questa, insomma. Noi l'Europa la cantavamo nella musica alternativa quando forse nessuno ancora ci pensava all'Europa, ma cantavamo un'Europa dei popoli, delle nazioni, un'Europa che sapesse essere un tutt'uno per contrastare, per essere la classica, il terzo posizionamento, per non usare un'altra frase, all'interno di un dualismo che oggi è Cina e Stati Uniti. E noi siamo quelli, non siamo quelli dell'Europa dei mercati liberi, l'Europa della finanza, l'Europa delle grandi lobby. Esatto, o della sola moneta, come oggi. Esatto, noi non siamo quell'Europa. E quell'Europa cerchiamo di contrastarla dal dentro, perché sappiamo benissimo che diventerebbe difficile farlo in questo momento stando fuori. Per cui cerchiamo di contrastarla dal dentro. E tanti italiani oggi ci stanno dando ragione, perché probabilmente si sono resi conto anche loro in un momento difficile come questo, dove se la vera essenza dell'Europa ci fosse stata, cioè la solidarietà, ci fosse stata e ne avremmo avuto assolutamente bisogno, ci siamo resi conto che siamo nudi. Noi siamo nudi davanti all'Europa, non abbiamo possibilità di incidere, ci rendiamo conto che se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo fare da soli. E ti cito, guarda, un esempio che ho studiato questo fine settimana. Dal 2010 ad oggi, i tagli che ci ha imposto l'Europa attraverso le famose lettere della BCE che hanno fatto cadere il governo Berlusconi, attraverso i continui richiami, oltre 64 richiami dell'Europa alle nazioni dal 2010 ad oggi riferiti alla sanità. I tagli alla sanità sono stati 37 miliardi all'Italia. Quindi l'Italia, le regioni, perché poi tutti dicono abbiamo chiuso l'ospedale a Pieve, stiamo chiudendo l'ospedale a Ago, no, non abbiamo chiuso a Pieve, ma abbiamo ridotto Pieve, stiamo riducendo, per parlare di quelli che conosco meglio, chiudiamo questi, non ci rendiamo conto che anche le regioni poi hanno dovuto fare con le risorse corrispondenti ai tagli che hanno avuto, anche di questo dovremmo parlarne un giorno, e noi non siamo certo favorevoli. Oggi, guarda caso, l'attivazione del MES, del prestito del MES, e per un gioco fatale del destino, canta 37 miliardi. Quindi noi, che potremmo usare solo per spese sanitarie, quindi per un tragico gioco del destino, ci hanno tagliato 37 miliardi in 10 anni e oggi ci prestano a un tasso che ancora non sappiamo, 37 miliardi nostri per intervenire sulla sanità che ci hanno fatto smantellare loro in 10 anni. Quindi io credo Guarda Luca, siccome loro i conti li sanno fare, credo che sia invece una grande umiliazione, perché ce li hanno tagliati, come dici tu, e oggi ce li danno e dobbiamo anche dire grazie. E guarda, su questo oggi ho ricevuto una nota che secondo me politicamente la dobbiamo affrontare. Il sindacato CISL, che io riconosco come un sindacato molto credibile, io difendo i corpi intermedi, culturalmente sono per me una parte del dialogo e del confronto politico. Ma oggi, secondo me, l'hanno fatta in temi così un po' prosaici fuori dal vaso. Cioè hanno scritto una lettera aperta, CISL regionale, una lettera aperta a tutti i politici del Veneto, c'è scritto la regione, dove hanno detto dovete dire sì al MES. Ora, io l'ho trovato, Luca, francamente fuori dal ruolo del sindacato. Sì. Io l'ho scritto, me l'ha scritta il rappresentante della CISL, Fabio Bellunese, l'ha mandata anche a me. Io ho scritto, sono allibito, e gli ho risposto: ecco. Se fosse accaduto quello che è accaduto a lavoratori e ai cittadini con un governo di centrodestra, voi sindacati non sareste limitati ad una lettera come questa. Sareste in piazza, avreste boicottato tutto e ci avreste dato a noi degli irresponsabili, perché facevamo, ammesso che noi non avremmo mai fatto costrizioni liberticide come hanno fatto loro. Su questo, perché per noi la libertà è veramente un valore. Bravissimo. Sovietiche per cui uno è spiato come la DDR dalla Stasi, noi non veniamo da quel tipo di cultura, noi veniamo da una cultura molto diversa. Però il sindacato ha fatto un attacco a gamba tesa. L'altro giorno invece seguivo quello della CGIL, ad esempio. Io sono anch'io con i corpi intermedi ho lo stesso approccio, tant'è che Bressani, che insomma è abbastanza noto per essere schierato da una parte, ha sempre riconosciuto al comune di Calalzo una spesa sociale che altri comuni non avevano. Beh, insomma, io
ho assistito alla loro diretta web cercando di scrivere anche qualcosa, perché veramente ero allibito di dove fosse o di dove arrivasse la demagogia. Credo che il ruolo forse dei corpi intermedi in questo momento dovrebbe essere stato più quello a favore dei dipendenti, a favore degli operai, piuttosto che a pensare alla macro politica o alla macro finanza come quella dell'attivazione del MES. Oggi, se fossi un sindacalista, sarei incazzato nero perché non mi è arrivata la cassa integrazione dei dipendenti, non sarei oggi qui a parlare di MES su spese sanitarie. Però sì, ma è la stessa, bravo, è la stessa sensazione che ho avuto io. Cioè, io mi occupo di politiche del lavoro, da assessore mi occupo io di queste cose qua, ritenendole la priorità del mio agire, perché deve essere così. Cioè, ma il sindacato ha maggiore ragione, voglio dire, non mi metto a disquisire come se io andassi in televisione a parlare e lo devo fare come ruolo politico, lo devo fare come rappresentante di Fratelli d'Italia, ma prima devo aver assolto il mio compito, cioè quello di assessore al lavoro, che deve pensare a ammortizzatori sociali, al fatto che l'ACC di Mel, che io e te seguiamo da un sacco di anni, ha un commissario che è un'amica di un ministro, che si è scelta con un curriculum vitae che io ho visto ed è francamente imbarazzante. Cioè, io dovrei occuparmi di questo come sindacato, non di dire pensiamo io al MES, no, ti candidi, allora sai che c'è, Luca, si devono candidare, vanno alla Camera o al Senato, vanno in Parlamento europeo e discutono di questo. Il sindacato deve tornare a fare il sindacato, lo diciamo, perché è necessario. Quindi questa cosa qui è stata veramente una forzatura e devo dire mi ha francamente indignata. Peraltro, come hai detto anche tu, mentre i lavoratori sono nel disastro più totale, perché non hanno in Veneto solo il 17%, Luca, tu lo sai perché poi mi hai anche chiesto informazioni, perché il governo non ti sento più. Sì, abbiamo perso un po' il collegamento con Elena, però credo che quello che stesse dicendo credo sia assolutamente condivisibile. Oggi i corpi intermedi come i sindacati hanno un compito importante, che è quello di affiancare i lavoratori. C'è stato anche sulla cassa integrazione uno scaricabarile del governo che io poco fa ho anche ricordato in aula relativamente al fatto che desse la colpa alle regioni quando l'imbuto ma è chiaro, per uno strumento che non è assolutamente adatto ad affrontare un'emergenza così rapida come la cassa integrazione in deroga, soprattutto non era lo strumento adatto. L'INPS non era oggettivamente preparato per poter affrontare una somma di domande che in Veneto ricordo essere intorno a 34.000 domande per 130.000 lavoratori. L'INPS fino alla settimana scorsa era riuscito a lavorarne solo 6.000, è evidente che l'imbuto, il tappo, non è la regione, ma è semplicemente l'INPS. Questo non lo dice Luca De Carlo, ma lo dice Bonaccini, cioè lo dice un governatore di centrosinistra che assieme a Emiliano, che assieme a De Luca, che assieme a Rossi lamentano al governo questo tentativo di addossare sempre e comunque agli enti locali tutte le problematiche, cercando sempre invece di massimizzare il consenso. Ecco, il consenso è un'altra partita, diciamo così, fondamentale di questo governo, perché ci siamo resi conto che è più un Truman Show, è più una sorta di grande fratello piuttosto che effettivamente un governo che tenta di risolvere i problemi della gente. Se è vero come è vero che la politica dovrebbe occuparsi della visione da qui a 20 anni, qui è assolutamente notorio che ci si occupi più dei mi piace della conferenza stampa di Conte. È evidente, lo abbiamo visto tutti, annunciare un DPCM alle 23, spettacolarizzando l'annuncio, magari la volta dopo attaccando addirittura il leader dell'opposizione senza contraddittorio, è un uso ormai, diciamo così, assoluto della democrazia che è stata azzerata, l'ho detto anche in Parlamento, noi non abbiamo possibilità rarissime di incidere, era già il governo che aveva il record assoluto di fiducia, cioè di dibattimenti senza poter incidere. È tornata intanto Elena, mentre io facevo un Luca, monologo. Pome del Grappa ci sta
Sì, ma vedi, questa è la tua bravura però. A Ponte del Grappa sta venendo giù il diluvio universale, probabilmente le reti stanno andando un po' per conto proprio, A Roma però ancora no. no, Domani arriva il qui caldo invece è africano a terribile. Roma, mi ha aperto, eh. Gli africani arrivano tutti i giorni, domani arriva anche il caldo. Bene, perfetto. Tieni conto che c'erano quelli del tennis, che poverini sono gli unici che possono tenere un po' aperti, che mi dicevano, perché abbiamo seguito anche tutti i lavoratori dell'ambito dello spettacolo e dello sport che sono alla fame. Anzi, Luca, guarda, dovremmo veramente fare delle iniziative anche in conversione di questo disegno di legge pomposo, dichiarato di 50 miliardi, per pensare al mondo della cultura, dello spettacolo, al mondo della notte, a quelli che faranno fatica a riaprire e anche al mondo dello sport. E quelli del tennis oggi mi dicevano: avete permesso in Veneto di riaprire almeno i circoli e adesso abbiamo anche la pioggia. Cioè, è proprio un anno bisesto. Non ci facciamo È mancare proprio un anno niente. bisesto. No, decisamente, decisamente. No, però Senti, hai ragione. All'interno di quel maxi provvedimento che ormai si chiama rilancio, perché fino adesso hanno rilanciato le date dell'uscita. Prima era marzo, poi è fatto aprile. Da aprile a maggio oggi si chiama rilancio, perché forse hanno capito che giocavano così a rilanciare come il poker. Beh, insomma, se dovessimo credere a tutte le indiscrezioni che sono uscite, alle bozze finte o vere che sono uscite, questo super provvedimento non troverebbe capienza solamente in 55 miliardi, che è quello che anche noi, un'opposizione responsabile, abbiamo votato come scostamento. Bisogna ricordarlo agli italiani: quando ci danno degli irresponsabili, evitano di raccontare che lo scostamento di bilancio per garantire queste operazioni noi l'abbiamo votato. Quindi noi abbiamo detto: votatelo pure, andiamo pure in deficit, non è un problema, però almeno decidiamo assieme le regole del gioco. Cioè, chiedeteci l'opinione prima. Loro invece, la sinistra è abituata, quando non deve risolvere un problema, ad avviare una commissione per insabbiare tutto. Questa volta si sono riempiti la bocca di condivisione, che era un'altra delle loro parole magiche. In realtà il pacchetto era già completo, qualcosa mancava, loro l'hanno fatto loro, qualche buona idea, ci hanno cambiato addirittura il nome di chi lo proponeva, a noi questo ci dà fastidio perché è scorretto, però se ce li copiassero anche tutte le buone idee e le mettessero a nome loro, noi che abbiamo proprio in quello che dicevi tu prima, cioè l'interesse nazionale, l'unico faro, noi saremmo contenti comunque. E sfido chiunque a dire che non è così, perché noi, tra l'altro anche nel precedente governo, quando c'era qualcosa che era condivisibile, era più facile perché c'era una forza politica che aveva presentato un programma con noi, e cioè la Lega. Però noi, responsabilmente, quello che era in linea con quello che avevamo presentato per il programma delle elezioni, l'abbiamo votato. Chiaramente non abbiamo votato il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e tutte quelle cose che erano assolutamente antitetiche rispetto alle nostre posizioni. Però noi delle irresponsabili non è possibile darci. Se dovessimo stare a vedere tutte le promesse fatte da questo governo, dovrebbero essere 100 i miliardi. E quindi io credo che la scusa che stanno utilizzando oggi, cioè quella che non trovano la quadra sulla sanatoria dei migranti, sia solo una scusa per buttare la palla in tribuna, per continuare poi la ricerca, la limare, quant'altro, perché le coperture per tutto quello che hanno promesso non ci sono. Non ci sono, no. No, invece dovrai aiutarmi e dovrai aiutare l'Italia, ma Fratelli d'Italia lo so che lo farà, perché noi oggi, Luca, diciamo che con te diamo anche la buona notizia, è giusto che ci sia tu come coordinatore regionale, perché oggi il Presidente ha detto da lunedì il Veneto riapre. Allora, lo dico a chi ci ascolta, noi stiamo attendendo i DPCM con cui il governo ha detto che allegherà, diciamo, le linee guida dell'INAIL, quindi temi di sicurezza. Domani pomeriggio abbiamo una riunione con tutte le parti sociali, quindi io, Luca, ti terrò aggiornato di tutto, ma questa è una battaglia che facciamo in Veneto, è quella della semplificazione massima. Il Presidente è stato chiaro e noi da un bel po', no? Perché siamo anche quelli che dicono almeno guardate, con De Carlo, io De Carlo, ma anche con altri colleghi, con tutti i colleghi del gruppo, stiamo dicendo riaprite da almeno 2 settimane. A te invece chiedo che Fratelli d'Italia si faccia carico di una battaglia importante, che è quella del cambiamento della causale Covid rispetto a infortunio o malattie, perché ad oggi è infortunio sul lavoro, che è una follia giuridica, insieme a quelle che hai detto prima della
decretazione anticostituzionale, della deprivazione della libertà personale, ma qui siamo all'attribuzione al datore di lavoro di una responsabilità che è allucinante. No, e soprattutto addirittura non solo sul posto di lavoro, ma anche sull'autobus, lo dico, sull'autobus che conduce al lavoro. Quindi c'è una responsabilità del datore di lavoro, anche se la persona si ammala lì. Al di là della difficoltà di provare dove hai preso un virus come il Covid, che credo che sia difficile a tutti, è evidente che è una spada di Damocle sulle nostre imprese, ma anche su chiunque voglia venire ad investire in Italia. Cioè noi gli stiamo dicendo che chiunque si ammala è responsabile. Brutta, e questo va detto, la pubblicità che gira della CGIL che dice guardate vi siete ammalati, vi facciamo noi tutte le pratiche, non aver paura, cioè è una cosa pazzesco. veramente... Anche quello, guarda, quella non l'avevo vista, me l'hai girata tu. Ah sì. Questa è la lotta di classe vera, ma con strumenti degli anni 70, cioè i peggiori strumenti della lotta di classe, nel momento in cui dovremmo essere sì un po' più corporativisti, cioè dovremmo capire che da questo impasse usciamo solo se ci rendiamo conto che dipendente e imprenditore hanno lo stesso interesse, perché l'imprenditore non ha nessun interesse a che il suo dipendente si ammali, come il dipendente deve capire che non ha nessun interesse se il suo datore di lavoro fallisce, perché fallisce esso stesso. Cioè, noi che eravamo per la partecipazione degli utili e lo siamo ancora ove possibile, anche perché ricordo a tutti che un settore a me carissimo ma caro anche all'assessore Donazan come quello dell'occhialeria nasce a Calalzo di Cadore, la prima occhialeria, con uno statuto che dice uno metteva i soldi dei tre, gli altri due lavoravano, venivano pagati e poi gli utili venivano ripartiti per tre. Quindi nello statuto della prima occhialeria c'è veramente la ripartizione degli utili d'azienda agli operai, quindi non è fantapolitica, esiste, è stata la base del miracolo che in tutto il Cadore e in tutto il Bellunese ancora oggi consente a tante persone, seppur tra mille difficoltà, anche grazie a tutte le operazioni che mette in campo la Regione, agli stati generali dell'occhialeria, tutte quelle cose che cercano di fare massa critica, però se noi non usciamo da questa contrapposizione antistorica ormai, sindacato, datore di lavoro, dove il datore di lavoro vuole aprire per garantire un futuro e una continuità anche ai dipendenti e i sindacati fanno pressione presso i dipendenti perché non vadano a lavorare, noi non usciamo da questa crisi, perché qualcuno dovrà spiegare ai sindacati che le coperture poi tra 2 mesi non esistono. Già ci troviamo di fronte a migliaia di operatori del turismo che quest'estate non saranno in grado di lavorare. E guardate anche qui, 1,5 miliardi di risorse per un bonus vacanze, quando la gente ha preoccupazioni ben più gravi, cioè quelle, se è rimasta senza lavoro, di non avere nemmeno i soldi per pagare le bollette, credo che tutti vogliano lavorare e non certo occuparsi delle vacanze. Avessimo preso quel 1,5 miliardi e avessimo coperto quelle strutture ricettive con solo 1 miliardo l'IMU, avremmo fatto un grandissimo favore alle imprese, a tutti quegli imprenditori con grandi hotel che oggi sono esposti, e tu lo sai benissimo, alla razzia da parte delle persone che oggi hanno capitale. Quindi i grandi gruppi che sono pronti a fare predazione sui grandi hotel, perché l'Italia, lo ricordo sempre a tutti, ma è giusto che lo si sappia, è una delle poche nazioni al mondo dove gli alberghi ancora sono a conduzione familiare o piccole e microimprese. Nel resto del mondo, Marriott, Hilton, Renaissance hanno comprato tutto. Tralascio il discorso di Booking perché io veramente alla fine di tutta questa emergenza dovremmo studiare una piattaforma quantomeno nazionale, una maniera nazionale di fare venire l'Italia, perché l'Italia è la regione, è l'area del turismo, non possiamo essere gestiti da chi oggi quando siamo in difficoltà ci penalizza. Però dico, se noi non stiamo attenti oggi e non interveniamo sulle risorse dirette dell'impresa che fa turismo, bene, quelle imprese noi la lasciamo nelle mani della grande finanza quando va bene, tra virgolette, ma anche della criminalità, dell'usura, di quanti oggi sanno, la mafia, aveva ragione Sciascia, si alza come le palme, con il calore, con i soldi nel suo caso, e arriva là dove ci sono i soldi. Se i soldi oggi sono per acquistare gli alberghi del Veneto, la mafia acquisterà gli alberghi con dei prestanome, mandando delle facce pulite, dei colletti bianchi, ma noi che siamo in forte difficoltà non possiamo pensare che un poveraccio che ha tirato la carretta fino ad oggi, che ha subito la crisi del 2008, che ha subito l'acqua alta per esempio,
che ha subito magari anche Vaia, Sì. oggi quello si trova assolutamente a dire io non ce la faccio più, arriva quello con la valigetta di soldi cash e ha venduto i gioielli di famiglia. Ecco, noi dobbiamo una comunità come la nostra, una società come la nostra, che ha un forte senso nazionale, deve capire che oggi è il momento di salvare i gioielli di famiglia. Oggi i gioielli di famiglia non sono solo i monumenti, sono anche tutti quegli imprenditori che fino ad oggi hanno consentito a noi italiani di poter erogare servizi, anche amministratori, a chi ne aveva meno. Oggi è il momento di aiutare loro, non possiamo girarci dall'altra parte. Almeno noi, come partito, non possiamo ammettere di non fare una battaglia al loro fianco, perché saremo complici di un governo che ha scelto di non tutelarli, ben sapendo che la resistenza rispetto a tutti i problemi che hanno le partite IVA è sconosciuta ad altre categorie di lavoratori, non per colpa loro, certo, ma sicuramente perché chi ha una partita IVA è abituato in questi anni a tirare su pesi che altri fino adesso non hanno mai fatto. Sottoscrivo tutto in pieno e te lo dico proprio da questo osservatorio particolare che è quello dell'assessorato al lavoro in questo momento, e abbiamo bisogno proprio di chiarire che la posizione di Fratelli d'Italia è esattamente questa in tutte le sedi, perché noi saremo veramente quelli a fianco della difesa del patrimonio nazionale, che è fatto di impresa, di prodotto di eccellenza e di grandi idee che poi hanno fatto grande la nazione nel mondo. Senti Luca, prima che il fulmine mi colpisca a casa, speriamo di no. No, ma che qua siamo, però vedo che la linea ogni tanto va. Però, puoi chiamare piove del gatto ormai, non piove. No, io sono protetta dal Monte Sacro alla Patria, quindi qua a me non succede proprio niente. Stavo da Dio. Però, vero, perché io e Luca ci troviamo anche sui sacrari militari, certo, a portare l'onore ai nostri caduti, perché è lì che noi troviamo la linfa vitale per l'amore e il rispetto e la nostra voglia di combattere per l'Italia. Ognuno deve fare le proprie guerre, questa è quella del nostro tempo. Allora, senti, io sono stata contentissima di averti qui con me, ti ringrazio di cuore. E credo che se posso io ti rinviterei, perché tra un po', quando veramente ci sarà anche la fase del decreto, potresti venire a raccontarci come quest'altro decreto avrà il suo sviluppo, perché le battaglie le facciamo insieme, io dalla regione e tu dal Parlamento. E senti, io la sera alla pericciata chiedo anche con che cosa ci faresti fare un aperitivo, no? Di solito ognuno sceglie il vino che preferisce, oppure e tu a Roma che cosa ci chiederesti, che cosa prenderesti? Guarda, io esco da questa quarantena un po' appesantito, quindi è qualche giorno, 2 settimane che mi sono imposto di nuovo la dieta Ducani, quindi sono a forte apporto proteico. Se dovessi fare, lo farei volentieri se fossimo qua assieme, berrei un gin tonic adesso. Però va bene. Ok, giusto. Andrei un po' perché abbiamo una roba forte, insomma. Dovendo proprio farne uno, dopo tanta, farei un gin tonic. Tanto ghiaccio, cioè via. Va bene. Allora, la prima volta che ci vediamo di persona, finalmente, ti abbraccerò volentieri, perché anche questa quarantena, per carità, ci ha sempre visto impegnati al lavoro, però credo che la socializzazione, la stretta di mano, una sano guardarsi negli occhi senza un video, credo che sia impagabile, e noi dobbiamo tornare a lottare anche per tornare a questa umanità che, soprattutto per l'Italia e gli italiani, è uno stile di vita, e noi questo ce lo dobbiamo riprendere. Per noi che mangiare, per noi che è importante mangiare e non cibarsi, figurati se non è importante la socializzazione. Vero? È un popolo eletto. Allora, senti, noi ti penseremo dalle 22 in poi a fare per noi la battaglia in Parlamento. Grazie di cuore per essere stato con noi questa sera. Grazie a tutti, grazie Elena, gentilissima. Ciao Luca. Ciao.